Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a casa tua, la rubrica web del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Come sapete, in questi giorni abbiamo finalmente potuto riaprire anche al pubblico le porte dei teatri, riaccendere le luci e presentarvi una programmazione che è molto fitta. Oltre agli spettacoli di recupero delle stagioni precedenti, abbiamo anche alcune nuove proposte ed è proprio da uno degli spettacoli più attesi che parliamo oggi. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, quindi benvenuto Andrea Sasdelli, alias Giuseppe Giacobazzi, che vedremo in scena con noi Mille volti è una bugia. Buonasera a tutti e salve, grazie per l'ospitalità. Grazie a te per essere qua con noi a prepararci, a ritrovarci a teatro ed Eh, ripartiamo proprio dall'idea della ripartenza. Dopo tanti mesi di stop, non possiamo che chiederti come stai e come ti stai preparando al ritorno a teatro. io posso garantire che le prime due date, che sono quelle di Sacile, le vivo come il debutto, un debutto, un nuovo debutto. Vi giuro, sono emozionato e sono teso perché non so, dopo un anno e 4 mesi che non sali sul palco, credo che sia sempre comunque una forte emozione. Ho dovuto anche ripassare lo spettacolo perché non mi ricordavo, essendo anziano, non mi ricordavo bene alcuni passaggi, non che questo abbia una grande importanza perché poi gran parte dello spettacolo a volte cambia, quindi all'inizio stagione ha una strada logica e a fine stagione alcuni pezzi si sono persi per la strada e se ne sono rinnovati altri, quindi speriamo che il pubblico gradisca, ecco, e che sia fresco. Infatti, appunto, lo spettacolo, che è il tuo ultimo lavoro teatrale, ha debuttato nel gennaio del 2019 e prima dello stop forzato aveva fatto già oltre 70 repliche. Immagino che passare da 70 serate sul palco a uno stop così lungo abbia un po' un impatto anche su di te, sullo spettacolo. Come ci si prepara a una ripartenza di questo tipo? Ma guarda, io con l'incoscienza di tanti anni di palcoscenico, è proprio l'entusiasmo. Riparti dall'entusiasmo. Finalmente torno a vedere il pubblico, benché sarà probabilmente strano vederlo con la mascherina, e magari anche distanziato, a meno che non siano congiunti. Speriamo che siano famiglie numerosissime quelle che devono venire a teatro. Però riparti con un'emozione fortissima. Veramente sembra il debutto, sai, quando la prima volta che scrivi un pezzo teatrale e dici adesso devo portarlo in scena, chissà come la prenderanno coloro che vengono a vederla. È la stessa emozione. Dopo 30 anni di palco l'emozione è uguale, perché veramente il tempo senza far niente è stato veramente tanto, che poi fai tante cose, ma io in realtà ero in casa ed ero soggiogato e agli ordini della triade, mia moglie, mia madre e mia figlia, e tu capisci che non ne potevo uscire. Speravo veramente che riaprissero il più in fretta possibile almeno qualche luogo di perdizione come un teatro, un cortile, anche per fare spettacolo per due persone, però provare, ecco. Quindi bene. Quindi contiamo un po' i giorni che mancano ormai a queste date in Friuli Venezia Giulia per la tua personale ripartenza e riapertura del teatro. Appunto ricordiamole subito per il pubblico queste date, lo dicevi anche tu, le prime due serate saranno a Sacile, al Teatro Zancanaro, il primo e il 2 giugno. A seguire saremo a Gemona del Friuli al Teatro Sociale il 3 e il 4 e si concluderà questa tua tournée in Friuli Venezia Giulia al Teatro Candoni di Tolmezzo, quindi il 5 e il 6 giugno. E le Esatto. prevendite, lo diciamo per il pubblico, per chi ci sta seguendo, sono già aperte e per informazioni, prenotazioni possono contattarci e accorrere numerosi appunto a far sentire il loro calore a questo nuovo debutto. Qui vediamo appunto un'immagine pre-Covid di quello a cui immagino tu speri di tornare con lo spettacolo, appunto Sì. l'abbiamo detto noi, Mille volte una bugia. Puoi raccontarci di cosa parla? Allora, questo spettacolo parla di una cosa che riguarda tutti noi, come al solito, perché ora non sono un comico da battuta, sono più un comico che racconta una storia e in genere la storia è la storia della mia vita o comunque di persone molto vicine a me. E parlo delle maschere.
Parlo delle maschere che abitualmente tutti quanti noi dobbiamo comunque indossare per rapportarci con gli altri, per vivere senza usarci violenza l'un l'altro, perché la sopportazione a un certo punto scema e quindi di conseguenza magari la pazienza finisce. E invece dobbiamo indossare la maschera anche del diplomatico e io parlo in prima persona anche del mio rapporto con la mia maschera più importante che è quella di Giuseppe Giacobatti. E quindi si parlerà un po' di tutto. Spoilerò anche una cosa, ho scritto anche una canzone, così non mi faccio mancare niente, mi metto in gioco completamente, cioè ricominciamo e ci mettiamo in gioco assolutamente in maniera completa. Poi Infatti, ho fatto l'alpino, quindi vogliatemi bene. diciamo, cerchiamo di creare una connessione col pubblico ed è una connessione col pubblico che si sente in realtà dal titolo, cioè si parla di noi. E chi è questo noi? Sì. Sei tu e la tua maschera o anche con il pubblico? Eh no, tutti. Tutti, perché io credo che anche coloro che dicono no, ma io sono così. No, tu per forza devi mediare, perché non puoi vivere secondo il tuo istinto. Devi comunque mediare e darti una ragionevole opera di mediazione per convivere con gli altri. Quindi, volenti o nolenti, tutti portiamo una maschera. L'importante è non diventare schiavi della maschera che portiamo. Ricordarci sempre che sotto la maschera ci siamo noi. Questo l'ho buttata giù pesante un po' filosofica la questione. C'è da ridere, sia chiaro. Spero, spero. Ma penso che sia anche interessante. A volte con la risata si riesce a toccare delle corde anche di empatia e di immedesimazione che proprio la risata agevola in un certo senso. No, ma io ho sempre cercato di condividere il più possibile con il pubblico, proprio per creare una sorta di rapporto privilegiato, perché è inutile portare una maschera per forza a prescindere. Quindi ogni tanto è bello, dopo tanti anni che ci incontriamo sui palcoscenici di tutta Italia, aprirsi e condividere anche un'emozione che vada al di là della semplice risata. Credo che sia una cosa carina e che il pubblico si merita. Non è E una infatti cattiveria, proprio. ecco. E il pubblico come reagisce di fronte alle tue storie, anche alle tue storie quotidiane portate così sul palco? Si riconosce, ride, come Sì, risponde? sì, fino adesso in tutti questi anni, devo dire la verità, questo è il sesto spettacolo teatrale ed è sempre andata bene, non mi hanno mai picchiato, quindi neanche mai rincorso, direi che può essere una cosa positiva. Credo di essere, per raccontare una cosa, forse l'unico comico che ha parlato di fecondazione assistita, che è una esperienza personale mia e di mia moglie, e l'ho raccontata in tono per sdrammatizzare un po', in tono ironico in alcuni momenti, benché sia una cosa di una elevata impatto psicologico. Beh, io posso garantire che ho ricevuto, e prima o poi dovrò pubblicare qualcuno in maniera anonima, ovviamente, centinaia di lettere di persone che hanno detto grazie a te abbiamo smesso di. Sembrava quasi un'onta, una vergogna ricorrere alla fecondazione assistita, invece grazie a te. Quindi tante volte anche la cosa più seria che tu magari non metti in conto che un comico possa trattare, magari trattata in un certo modo ti apre un momentino e dici ma sì che se è capitata a lui e ride e l'ha presa anche bene, perché poi io mi devo vergognare? E questa è una cosa che. E questo è un episodio, è una banalizzazione, una cosa banale, piccola. Per questo spettacolo c'è proprio il racconto del mio rapporto con la mia maschera. Io credo che tante persone sul luogo di lavoro, all'interno di un istituto scolastico, di un'organizzazione aziendale, di un'organizzazione teatrale o di spettacolo, abbia voglia ogni tanto di togliersi la maschera e non c'è niente di male poi a rimetterla. Ecco.
Sì, forse l'aspetto che può fare la differenza su cui riflettere è riconoscerla la maschera e di conseguenza rendersi prendere consapevolezza di indossarla o muoverla, quindi diventi un po' Ecco, non dico nient'altro perché sennò racconto lo spettacolo fino in fondo e quindi però vedo che sei già avanti. E giuro che non l'ho Tu visto, non io l'hai ancora visto? lo Eh, andrò eh, a eh. vedere presto, Mi quindi piacerebbe se hai tempo di venire a fare un salto in teatro, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi dopo averlo visto. volentieri, Saresti volentieri. mia Farò gradita anch'io parte ospite. del pubblico. E che spero appunto sarà numeroso che lo stiamo incuriosendo con questa nostra chiacchierata. Quindi, Speriamo, sono curioso anch'io. e facciamo Perché quindi sai, un il passo. ritorno a Sacile a volte ritornano. Infatti, questa è un po' la domanda di rito che facciamo a tutti gli ospiti del Teatro a Casa Tua, che spesso sono appunto persone che già conoscono il Friuli Venezia Giulia, che già sono stati qui. E qual è il tuo ricordo, se ne hai uno o più di uno, del circuito Erte e dei teatri della nostra regione? Ma io ho un ricordo bellissimo perché sono tutti teatri gestiti da persone che hanno una voglia e una passione che va oltre il semplice gestire una struttura. E poi il contorno delle persone che circondano i teatri, che è bellissimo, perché io ho mangiato e bevuto e stato in compagnia, sono stato divinamente, quindi non vedo ritornare, perché poi diciamoci la verità, noi teatranti è la scusa lo spettacolo, in realtà il bello è andare a visitare posti dove sei stato bene, quindi ci torni volentieri quando fai un calendario, dici, lì bisogna che ci torniamo, e lì bisogna tornarci assolutamente perché anche se non dovesse venire tantissima gente, però si sta bene, è un luogo che ti appartiene proprio a livello di emotività e di familiarità, e quindi quando un luogo ti è familiare è bellissimo. Io per esempio la prima volta sono stato a Gemona, ricordando il dramma di Gemona del tempo che fu, perché sono anziano e l'ho vissuto, e rivedere questo paese perfetto, cosa che in Italia è abbastanza anomala, e quindi ci siamo messi davanti a una bottiglia di vino, io, i tecnici e persone del teatro che mi hanno raccontato tutta la storia ed è stato bellissimo. Queste sono quelle cose che comunque ti cementano a un luogo e prima o poi ci vuoi tornare perché hai questo ricordo di familiarità, sei stato bene e quindi quando stai bene in un posto dove sei stato bene torni volentieri, sempre. Beh, è molto bello e penso che questo dia ancora più valore a questa ripartenza proprio da queste tre date in tre luoghi molto diversi della nostra regione. Cioè, speriamo che la regione ti accolga con la stessa familiarità anche per questo nuovo debutto. Speriamo, me lo auguro, ma io sono, da quel lato lì sono tranquillo, so che le ripartenze non sono mai facili e quindi bisogna mettere in conto anche un minimo di difficoltà perché ripartiamo, ma ripartiamo in salita, non è che ripartiamo in discesa, poi tutti spensierati, sereni, e c'è ovviamente anche un po' di timore e quindi di conseguenza metti in conto tutto. Però io sono, come sono sempre stato, moderatamente ottimista. E ci dicevi prima che appunto in questo anno sei stato in casa con tua moglie, con tua mamma, con tua figlia e nei tuoi spettacoli c'è molto di personale. E da questo anno nascerà qualcosa? Sta già nascendo un po' forse il tuo prossimo spettacolo o è prematuro? Allora, è prematuro, però posso garantire che la prossima pièce teatrale sarà un dramma familiare, perché mia figlia cresce a dei livelli che io non pensavo i bambini crescessero così in fretta. Ieri la tenevo su una mano, oggi ha 8 anni, fa danza, canta le canzoni dei miei gruppi preferiti in inglese meglio di me, quindi, per dire. Eh, a casa mi hanno costretto a fare lavori che io non pensavo di dover fare, perché sai, quando hai del tempo libero, ovviamente se ne approfittano un po' tutti e non vedevano l'ora. Quindi, perché subito io ero quello, essendo più avvezzo alla tecnologia, avrei dovuto in realtà essere il tutor di mia figlia durante la DAD. Poi, siccome hanno visto che non so perché,
mia figlia ha detto: ma è meglio che stia qui la mamma. Perfetto, quindi sta lì la mamma e io ero delegato al resto, quindi facevo i letti, togliavo l'alba del prato, la spesa io sempre, fin da subito mi mettevo la striscia da kamikaze la mattina, poi mi ungevo un po' dappertutto con, con l'igienizzante e poi urlando banzai andavo a fare la spesa. Quindi e sono tutti racconti che nel momento della chiusura in casa forzata probabilmente verranno fuori, si sa mai, però è un dramma, alla fine è un dramma. Se non Sì, riaprono è un dramma. sì, anche per ricominciare a rivivere qualcosa di insieme, appunto il teatro Sì. come qualcosa di comunitario, come qualcosa in cui ritrovarsi e anche riconoscersi e questo speriamo che insomma non possa, cioè non venga più interrotto come è No, stato adesso. ce l'auguriamo assolutamente. Guarda, noi ogni tanto in questo periodo di vacanza forzata, di chiusura, io e i miei tecnici ogni tanto ci mandavamo con WhatsApp, come fanno gli adolescenti, le fotografie dei momenti felici, belli, filmati più stupidi che abbiamo registrato magari di nascosto uno dall'altro, dietro le quinte. E la nostalgia, credo, in questo periodo veramente quello che mi è mancato tanto, e credo sia così quasi per tutti, è proprio il rapporto con gli altri, un abbraccio, un bacio, una stretta di mano, il condividere qualcosa vis-à-vis. Quello è stata veramente la cosa che mi è mancata di più e che tuttora mi manca, perché non è che adesso improvvisamente siamo partiti alla grande, quindi spero di riuscire a recuperarla e credo che il valore di un abbraccio uno dovrebbe riconsiderarlo molto. Soprattutto se dopo questi mesi di distanze e di una ridefinizione poi degli spazi tra le persone. Io ti chiederei per concludere di dare un messaggio appunto al pubblico del circuito ERT o invitarlo a teatro a modo tuo e dandogli appuntamento appunto a Sacile, a Gemona e a Tolmezzo. Allora, io ho visto che già altri amici miei, Gioele, ho visto che fa la striscia quotidiana praticamente, ha già fatto, per piacere, non lasciatemi solo a teatro in queste 6 giornate. Io vengo con tutta la passione e l'amore che ho per il teatro e per quei posti lì e poi anche per andare a mangiare, ovviamente. E mi auguro che tolgano il lockdown così mangiamo prima e dopo lo spettacolo, perché è bello fare due ciacole poi insieme dopo lo spettacolo. E quindi dall'1 al 6 di giugno, se non avete niente di meglio da fare, cosa avrete poi da fare? Ecco, io vi aspetterei Sacile, Gemona, Tolmezzo. Sono 6 seratine, magari buttala lì, ma dai, che andiamo a vedere che cosa ci racconta Jacobacci. Io sono convinto che se venite, sia io che voi ci divertiamo, sicuramente. Mi sembra l'appello migliore e quindi ringraziamo poi il pubblico che ci sta ascoltando e seguendo anche in questa puntata del Teatro a Casa Tua. Io ringrazio molto appunto Giuseppe Giacobazzi, grazie per aver accolto il nostro invito e per esserti raccontato in questo spazio. E Grazie a ricordiamo voi. Grazie, ricordiamo che anche il Teatro a Casa Tua torna la prossima settimana, quindi giovedì prossimo, sempre alle 18:30 in diretta sulla pagina ERT FVG su Facebook e su YouTube. Grazie mille a tutti e buona serata. Buona serata.